Quinta domenica di Pasqua. Amici e amiche, siamo anche in questa domenica del tempo pasquale, siamo ancora in ascolto del Vangelo di Giovanni e siamo in un capitolo chiave di tutto il Vangelo, forse per certi aspetti il capitolo che dice il senso di tutto ciò che Gesù ha voluto dire, fare, consegnare, lasciare su questa terra, forse il capitolo che mostra proprio la grande eredità che Gesù ci lascia. E chi partecipa all'Eucarestia domenicale ascolta la proclamazione del Vangelo, sono pochissimi versetti e il Vangelo appunto inizia così. Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, Gesù disse, attenzione, Giuda sta andando a consumare il proprio tradimento, no? Sta andando a organizzare la condanna a morte, la crocifissione di Gesù. E proprio in questo momento Gesù dice che cosa? Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. 5 volte il verbo glorificare in una frase, soltanto in una frase. Com'è possibile? Ma di che gloria stiamo parlando? La gloria di un amico e di un discepolo che sta organizzando la tua spietata, brutale condanna a morte, no? La tua crocifissione. E questo è uno dei tanti paradossi del Vangelo di Giovanni, che è sempre un Vangelo molto provocatorio a partire proprio dalla sua carica simbolica e dalla sua carica paradossale. Nel Vangelo di Giovanni vede effettivamente questa glorificazione perché c'è un uomo che viene innalzato, usa proprio questo verbo, no? Gesù è innalzato, quindi al di sopra degli altri, sale verso il Padre, ma sale sulla croce. Quindi è un innalzamento drammatico, ma Giovanni vede proprio in quell'innalzamento, vede l'ora della esaltazione e quindi l'ora della gloria e l'ora della luce. Perché? Perché quella è l'ora dell'amore, è l'ora che rivela l'amore del Padre. L'amore di Dio, fino a che punto Dio è capace di amare gli uomini, no? Donando e non risparmiando il proprio figlio, l'amato. Sì, è interessante davvero questo capitolo 13, no? Che inizia con la lavanda dei piedi, ma come viene raccontata all'inizio la lavanda dei piedi? Allora, il capitolo inizia dicendo Gesù, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio di Simone Iscariota, di tradirlo, Gesù, consapevole di questo, no? E sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani, che era venuto da Dio e Dio ritornava, si alzò da tavola, depose le vesti, prese un asciugatoio e se lo cinse attorno alla vita. Questo atto di deporre le vesti, quel verbo lì, no? Di lasciare le sue vesti, la sua dignità, no? È lo stesso verbo che Gesù usa proprio nel Vangelo di Giovanni per dire io sono il pastore che depone la sua vita, che offre la sua vita, che rischia la sua vita per amore delle pecore. È interessante che qui non siamo nella cosiddetta ultima cena, che però nel Vangelo di Giovanni non è la cena pasquale. Perché nel Vangelo di Giovanni la Pasqua arriva dopo e gli agnelli al Tempio di Gerusalemme vengono immolati, ammazzati, sacrificati, offerti, no? Nel Tempio, no? Proprio sono gli agnelli che poi diventano anche gli agnelli della cena pasquale, proprio nell'ora stessa in cui Gesù viene crocifisso e muore. Perché nel Vangelo di Giovanni l'agnello è Gesù, perché Gesù non è una vittima perché gli altri l'hanno deciso, è lui che si offre,
È lui, anche qui, no? È lui che depone le sue vesti e sta mostrando ai suoi discepoli: guardate che tra qualche ora sembra che siano gli altri che mi tolgono la vita e che mi fanno diventare vittima, agnello, ma invece sono io che volontariamente mi consegno, mi offro, mi dono fino alla fine, come ho sempre fatto, perché a tutti io mi sono consegnato. Per fare che cosa? Per dare vita, per dare cibo, per dare il vino delle nozze di Cana, per dare la gioia, per dare vita in abbondanza. E anche qui, in questa ultima cena, Gesù prende un boccone e glielo offre a Giuda, perché anche a Giuda Gesù ha sempre dato questo: cibo, vita, amore, fiducia. E appunto il capitolo inizia parlando di Satana che mette in cuore a Giuda questo progetto diabolico, e la fine del capitolo sarà Gesù che annuncia a Simon Pietro: ricordati che anche tu mi rinnegherai, perché Simon Pietro gli dice: io darò la mia vita per te. Rispose Gesù: non canterà il gallo prima che tu non mi abbia rinnegato 3 volte. Fine del capitolo. Questo capitolo dove Gesù rivela totalmente il suo amore, lava i piedi, parla di amore, dice amatevi come io vi ho amato, ma in questo capitolo, che inizia con il tradimento di Giuda e finisce con il rinnegamento di Pietro, Gesù è consapevole di tutto questo, ma continua ad amare. Questa è la gloria, questa è la luce, questo è il dono della vita. Buona domenica.